Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera, poi la linea. Eccoci, Sì, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovati in questa puntata d'inizio d'anno dell'Avvocato risponde. No, mi viene da ridere, rido perché purtroppo qua, nonostante sia cambiato il numero dell'anno, cioè siamo nel 26, ma non cambiano le situazioni che ci ritroviamo ad affrontare con i nostri clienti e soprattutto nei confronti delle nostre controparti. Stavo parlando appunto dell'INPS, perché c'è l'avvocato Leonardi, il mio compagno di avventure lavorative, che ha appena, diciamo, reduce di un'udienza dove c'era anche l'INPS e insomma dai toni accesi. Dai toni accesi, però voglio dire, allora, noi facciamo questa professione, che è una professione, come sapete, anche che richiede una grande personalità, secondo me. Certo. Cioè, poi ognuno svolge la professione, Diciamo che ognuno svolge la professione come meglio. Io sono una persona, un tipo di professionista che mi prendo molto in carico le cose personalmente, in modo personale, e cerco di dare sempre tutto anche durante la difesa. Quindi se c'è anche da, diciamo così, interpretare un tipo di difesa abbastanza forte, lo faccio nei limiti sempre di quello che è il rispetto tra le parti, perché stavamo dicendo, se una persona è così maliziosa o diciamo così permalosa nell'offendersi, se uno la critica, purtroppo non va bene, perché la critica fa parte del mondo di oggi. Criticare una persona, criticare l'operato anche di un collega e dire non essere d'accordo, credo che sia un sintomo di sanità mentale, non certo dire sempre di sì a tutti. Ecco, questo è quello che noi ci prefiggiamo. Diciamo che il tribunale può essere il luogo dove effettivamente ci sono persone che, più che usare strumenti giuridici, utilizzano magari la loro, come dire, maleducazione, piuttosto che il loro sguaiato modo di rispondere, perché magari non hanli argomentazioni giuridiche. Va bene. Succede. Comunque, bando alle ciance. no, ecco, esatto. Allora, facciamo gli auguri intanto a tutti. Certo, a tutti gli spettatori. Oggi non siamo in sede. No, però volevamo dire una cosa molto importante e la ribadiamo perché per noi è importantissima. Mi faccio seria perché noi ci piace scherzare, ma ci piace essere anche seri. Ovvero, noi, come ben sapete, l'Avvocato risponde, per noi è assolutamente un'occasione per come dire, raccontarvi del nostro lavoro, delle nostre esperienze, che vi possono essere, dei vostri casi che vi possono essere utili. Però vogliamo avere partecipazione da parte del pubblico. Lo diciamo sempre e a maggior ragione quest'anno lo diciamo ancora di più perché sono seria, altrimenti le puntate diciamo una cosa, cioè, non hanno quell'effetto che vogliamo. Allora, diciamo una cosa, che abbiamo riscontrato un po' di discontinuità, sembra tutto che abbiamo avuto tanti giorni che hanno chiamato tante persone. Noi vogliamo avere un riscontro magari stabile, quello che però vorrei ancora passare il concetto, non abbiate timore a essere un po' imbarazzati, a volte può capitare, cioè, noi lo diamo vabbè, potete anche non però noi abbiamo il nostro compito, esatto. No, beh, quello lì no, dico, ma però quello però che mi sento di dire è che noi siamo ben contenti, anche se fate domande che sembrerebbero, come dico sempre, banali, non lo sono. Sono sempre domande che fanno riflettere anche noi, quindi non abbiate timore, non abbiate imbarazzo, quant'altro, perché sono utilissime. Sono utilissime. Potremmo dare anche un piccolo aiuto gratis, perché la trasmissione è gratuita, quindi avete anche una consulenza minima iniziale gratuita e ci sono dei temi che possono essere utili a tutti. Quindi questo è un po'. Quindi se volete potete assolutamente chiamarci al 029294 7222. E anche WhatsApp 340. WhatsApp per le messaggi brevi 340 67. Quindi chiamateci. 659. Anche perché altrimenti non proseguiremo. Anche perché il tema di oggi adesso poi ci facciamo un attimo seri, perché io voglio adesso voglio introdurre un po' il tema, lo faccio io, cioè se mi permetto, perché è un tema che mi sono portato, diciamo così, nel nuovo anno subito. Sono stato uno dei primi, devo dire, a alzare così un monito di sconcerto e di sgomento per questa tragedia che ha coinvolto questi poveri ragazzi. Pensate che ieri, mentre venivo qua in studio, c'era il funerale della povera ragazza Chiara. Questa tragedia che io lo ribadisco, ma sono ancora più convinto di quello che ho detto, per i tempi, per le modalità,
per gli attori protagonisti, è una delle più I tristi responsabili. tragedie, e per i responsabili, per le dinamiche che si stanno susseguendo, è una delle più gravi tragedie che si sono susseguite negli ultimi anni. Perché è successa a Capodanno, ha coinvolto i nostri ragazzi giovani, ragazzi, potrebbero essere i nostri figli o comunque i nostri nipoti. Grave in ogni caso, ma però nel giorno di Capodanno, questa grave festa, in un'occasione delle lesioni che hanno portato i poveri ragazzi, quelli sopravvissuti, esatto, che sono permanenti di secondo e terzo grado e le avranno per tutta la vita, e soprattutto per gli scenari che dopo, le conseguenze che dopo stanno interessando questi due signori, di cui questi coniugi Moretti, che si stanno così rappresentando in maniera molto preoccupante, e questo ci offre il tema, diciamo così, il fianco per il tema di oggi, che è la responsabilità del datore di lavoro, perché allargheremo al datore di lavoro, sull'operato dei propri dipendenti e anche proprio sulle sue omissioni personali. E sì, il tema della sicurezza è un tema molto ci può essere qualche imprenditore che ha un SRL che ha dei dipendenti. Come hai detto giustamente tu, anche partendo dagli incidenti sul lavoro, gli infortuni, sono tantissimi casi in cui diciamo che le regole, la legge sulla sicurezza c'è, ci sono dei decreti legislativi ben precisi, ben diciamo appunto che però probabilmente non vengono totalmente rispettati, e questo chiaramente costituisce poi tutta una serie di problemi, una serie di conseguenze. Nel caso specifico probabilmente già il fatto di non avere gli estintori, avere avuto dei controlli che anche lì erano controlli molto diradati, 2 in 10 anni. E soprattutto negli ultimi 5 anni zero. In 5 anni zero. Con il Covid di mezzo. Con il Covid di mezzo. Porta di sicurezza, uscita Questa di sicurezza, sicurezza, che voglio dire, chiusa appositamente. E poi c'è un altro elemento della porta di sicurezza, che è gravissimo. La porta di sicurezza, per questioni proprio di sicurezza, deve avere l'uscita all'esterno. Invece all'esterno di un condominio. No, ma a parte quello, ma la porta non si spingeva da dentro verso fuori, così dovevi tirarla verso di te, quindi immaginati il tempo perso, perché devi portare la porta verso una cosa inquietante, signore, inquietante. Si aggiunge il personale non addestrato, perché i camerieri che hanno generato l'incendio, ricordiamoci che l'incendio è stato generato per colpa di questi due sciagurati, possiamo dirlo, che montavano l'uno all'altra sulle spalle con una fiaccola, la famosa torcia che si usa nelle discoteche, che è da abolire, nonostante ci fosse il soffitto in poliuretano appositamente messo per attutire il suono, altamente infiammabile, hanno creato questa, diciamo così, scaletta che ha ulteriormente agevolato e causato l'incendio. Evidentemente questo è un'omissione da parte del datore di lavoro, perché evidentemente i camerieri devono essere, quando assumono quel ruolo, istruiti su cosa compiere, e nei momenti di si aggiungono continuamente elementi. Un altro elemento, Celeste, è quello nel momento che è scattato l'incendio, non c'è stata neanche un'evacuazione che è stata intimata dai gestori. Quindi tutta questa serie di cose costituiscono una concatenazione di elementi che sono terrificanti. È per questo che io ci tengo a particolar modo, perché siamo di fronte a persone che hanno perso i propri cari, a chi invece non l'ha perso, ma avrà lesa per tutta la vita la sua dignità, la sua forma fisica. Quindi quello che noi diciamo sempre, anche perché abbiamo fatto tanti contenziosi, anche per infortuni sul lavoro, ai datori di lavoro che ci seguiranno adesso è: signori, investite sulla sicurezza. Non abbiate timore, soprattutto se avete un locale recettizio come quello, deve essere ampliato, perché ricordatevi bene che non sono soldi spesi, sono soldi guadagnati. Se voi investite sulla sicurezza, se voi investite sulla formazione del personale, se voi investite sui luoghi di lavoro, ammodernandoli, ne beneficiate in un futuro, perché non avrete contenziosi, non avrete vertenze, non avrete, e soprattutto, sai cosa c'è? Questa cosa più importante, che dormirete di notte tranquilli, che sembra una cosa scontata. No, anche perché quando noi assistiamo una persona, anche in ambito penale, io la cosa che dico spesso è: scusi, io il procedimento penale non ce l'ho a mio carico, è il suo procedimento penale, quindi io la posso assistere, ma è lei che deve preoccuparsi. Perché la responsabilità penale, ricordiamo, è personale, quindi sono aiutare, ma poi sì, gli strumenti ci sono, ma rimane comunque il fatto che la fedina penale sporca, poi ci sono tutte le conseguenze che sappiamo, le sanzioni, eccetera, eccetera. Quindi questo è.
monito per il futuro, per tutti coloro che a maggior ragione hanno un esercizio commerciale, ma anche aziende, eccetera. Certo. Badate bene al tema sicurezza, anche perché oltretutto, cioè, si risponde anche di responsabilità omissiva per non aver. Assolutamente. Ci possono anche essere, ricordiamolo sempre, con la legge 231, Esatto. anche responsabilità interdittive penali, certo, in deroga al principio cardine penale, che è la responsabilità personale. Sulla 231 la responsabilità può ricadere anche sulla sugli società, enti, sulla società. sulla societas, come dicevano i latini. Quindi la responsabilità penale può anche interdire la Oltre che società. essere amministrativa, anche penale. Bravissima, poi interdire la società a Quindi svolgere queste sanzioni pecuniarie e sanzioni. Potrebbe esserci anche a questo punto un'azione che potrebbe essere rivolta verso di voi nei confronti degli altri soci, Vero. se magari voi siete amministratori, perché il socio potrebbe dire l'amministratore non ha adempiuto al suo lavoro, non ha rispettato il 231, la responsabilità è anche amministrativa, cioè è un bagno di sangue se succede una cosa di questo tipo, ve lo diciamo proprio per cosa? Per non aver messo in essere per 10.000 euro di investimento, misure di sicurezza, magari 10.000 euro di investimento, ma è il solito discorso, Max, noi lo diciamo sempre, vale in tutti i campi. Se cioè, l'idea è quella di non investire, cioè, vi troverete poi con dei problemi ben più gravi dopo, delle conseguenze negative. Ma non questo parliamo poi della polizza assicurativa. Lo diciamo sempre. E poi c'è quell'aspetto che dobbiamo assicurativo. Spero che per loro che siano assicurati, perché adesso li arriverà contro di tutto, giustamente. Quindi se non hai la polizza, magari per leggerezze dice voglio risparmiare 4-5 mila euro all'anno, è come se noi non avessimo la polizza professionale, sarebbe una follia. Certo, perché magari ti va bene, come dico sempre nella vita, Celeste, come tu ben sai, va bene una volta. Può andare bene, ma non sempre può essere così, certo. Bravo. E poi comunque per noi è anche obbligatoria per legge, quindi dobbiamo assolutamente averla, ecco. Comunque io volevo, grazie per questa parentesi che era doverosa, dai. Detto ciò, io tanto per ricordare che c'è appena stata approvata la legge di bilancio, noi prima di Natale ci eravamo lasciati che dicevamo che molti degli aspetti fiscali e previdenziali erano ancora in forse, diciamo, perché dovevamo aspettare la appunto definitiva approvazione della legge di bilancio. Sicuramente posso già iniziare a dirvi che dal punto di vista delle pensioni, cioè quindi per la previdenza ci sono delle novità in tema di requisiti per andare in pensione, ovvero queste valgono dal 2027 e è previsto un mese in più dal 2027, quindi c'è stato un aumento dell'età pensionabile. Di un mese, diciamo che è tollerabile. 3 mesi per il 28, perché come sapete regola il biennio. Quindi si andrà a 67 3 mesi in anticipata con 43 anni e un mese di contributi. E un mese di contributi. Quindi, e in più ci dal sono 2028. Anche, sì, però questo aumento non vale dal 28. Questo aumento però non vale per chi svolge tutti quei lavori, diciamo, usuranti, gravosi. Quindi questo aumento no per gli usurati. Diamo delle piccole notizie delle protette, un po' più deboli, protette, quindi solo per tutti gli altri. Poi c'è dal punto di vista di pensioni anticipate. Non c'è più non utilizziamo più l'opzione donna, non è più contemplata, ma e neanche se non mi sbaglio la quota 103, quindi ci saranno comunque dei metodi alternativi, ma la tanto usata opzione donna ve la potete scordare. Quindi è stata utilizzata tanto in questi anni, no? Quindi questi 2 anni purtroppo non potete godere di questi benefici. Poi ci sarà salta il cumulo stiamo un attimo leggendo anche noi, perché le notizie sono salta il cumulo per l'uscita anticipata. Cosa vuol dire? Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare nel 96, quindi siamo vecchi lavoratori, è stata cancellata la possibilità di cumulare gli importi della previdenza complementare, attenzione, che era prima prevista, al raggiungimento della soglia necessaria per l'uscita. Quindi questo è negativo, perché prima si poteva sommare la somma della previdenza complementare, ecco, questo viene tolto adesso, non è più possibile. Non è più possibile. Meno risorse per le pensioni anticipate, purtroppo. Infatti c'è questa tendenza, come dire, cioè probabilmente il governo ha preferito, come dire, premiare chi vuole lavorare fino alla fine e vuole invece, come dire, ridurre la possibilità di evitare di leggerlo, ma mi tocca leggere. Aumento di 20 euro. Grande aumento. Un'altra cosa importante però vorrei dire è la deducibilità. La deducibilità fiscale, cosa importante, dal periodo di imposta 2026, quindi a questo che stiamo incominciando, sale da 5.000 a 5.300 euro l'importo che potete scaricare nella vostra dichiarazione per i versamenti complementari e integrativi, quindi quella cosa che noi spingiamo tanto.
chi magari dice, oh, l'avvocato ha un piccolo gruzzoletto, ma diciamo, ma lo investa in una previdenza complementare. No, anziché fare, Noi lo consigliamo perché quello lo puoi investire, entrerà poi in un cumulo con l'altra e soprattutto i soldi li scarichi. Quindi anche fiscalmente. Quindi 5.300 euro che sono pari più o meno, che puoi recuperare intorno al 23-24, dipende dalla vostra aliquota marginale, però immaginiamo il 24-25%. Ecco, poi invece dal punto di vista scusami se ti interrompo, vai. Dal punto di vista anche di famiglia e genitorialità, non è il mio campo, ma vi possiamo comunque dire che sono previsti degli aiuti per le lavoratrici madri. Diciamo che la mia impressione è che il governo voglia, e dirò anche giustamente, premiare chi, vedete che sono state tolte le possibilità di pensione anticipata, cioè premia chi è al lavoro fino all'ultimo. Anche perché anche le lavoratrici madri, quindi bene, per le lavoratrici madri è previsto un coperta è corta, Celeste. Sono 60 euro al mese, che è magari anche poco, però sono soldi. Però devono essere madri con almeno 2 figli, un reddito che non supera i 40.000 euro annui e verranno pagati a dicembre 26 e non inciderà sull'ISE, quindi l'ISE rimane tale quale. Diciamo che lo sforzo di cercare di aiutare e incentivare al lavoro quelle persone che siano donne, che siano, c'è. È anche oggi sentivo con una collega un po' più grande di me e giustamente parlavamo sul discorso che siano cambiati i tempi. È vero, un tempo la donna si faceva mantenere sempre dal marito, faceva la casalinga. Ma chi è che fa la casalinga? Ma è anche, sai, Max, io mi annoierei, ma ci sono ancora tante casalinghe che magari... No, certo, Celeste, però dico, voglio dire, è chiaro che sono cambiati i tempi, senza bisogno di offendere nessuno, perché però dico, è chiaro che una donna adesso si sente anche gratificata a lavorare, no? Cioè non è più come prima che... Cioè, anche perché ci sono tantissimi lavori che possono fare ormai anche le donne. Certo, e soprattutto l'età anche dei ragazzini si è un pochettino sviluppata precocemente, quindi non è più un'assistenza così presente da parte della mamma. Quindi è meno... Sì, poi considera anche, so anche dalla mia collega che fa famiglia, che c'è anche il pari tempo, ormai diciamo che anche a livello giudiziario stanno... Educazione parentale. Bravissimo, stanno, è vero, avevi fatto una puntata. Per qualcosa, ai tempi anche del Covid, che fu data la possibilità a chi non voleva andare a scuola. Cioè ormai diciamo che la tendenza è quella di considerare padre e madre comunque 2 figure uguali, no? Che contribuiscono, diciamo, in modo... Brava. Prima non era così. Esatto, ma lo trovo assolutamente giusto. Assolutamente sì. Essendo 2 figure diverse, però tutte e 2 contribuiscono. Adesso su questo punto di vista faccio un discorso un po' generalista, ma è vero. Questa emancipazione della donna ha portato anche a questo, chiaramente. Cioè la donna a essere portata, cosa che non è ancora parità di sesso, perché evidentemente... Come non è ancora? Non è ancora, no, però, sto scherzando. Se noi però i dati sono abbastanza inquietanti. Pensa che sul Sole 24 Ore c'era l'indagine sui top manager italiani, pensa che sia 1 su 10 rappresentata da donne. No, e soprattutto secondo me ci sono alcuni lavori, ma parlo per me, che io non potrei mai fare perché secondo me hanno un'impronta un po' più maschile, ma questo però, ripeto, parlo è soggettivo, ma però può essere sposato da me questa. Però in generale, diciamo l'apertura assolutamente c'è, però i ruoli manageriali, quelli top, diciamo, e su questo infrange questa statistica la nostra premier Giorgia Meloni, perché è una delle donne più potenti del mondo in questo momento, perché questi sono i dati, ma nelle incarichi dirigenziali purtroppo questo non è così. Sì, i dati sono ancora abbastanza molto bassi, però speriamo che possano assolutamente crescere. E poi ci saranno anche dal punto di vista giuslavoristico, a proposito di genitori con figli, congedi parentali previsti anche per malattia dei figli, saranno estesi fino ai 14 anni dei figli, quindi prima mi sembra fossero 12, adesso finché i figli hanno 14 si possono prendere congedi. Poi i giorni di congedo per la malattia dei figli possono essere da 5 a 10 all'anno per ogni genitore. Abbastanza, sono 20 giorni. Esatto. E per i dipendenti pubblici, però questo lo dico alzando le mani perché noi anche lì abbiamo delle cause in corso, voi sapete bene che i dipendenti pubblici hanno diritto al TFS, non al TFR, cioè è la stessa cosa, è la stessa, diciamo, cosa, cioè è un trattamento di fine rapporto, ma che si chiama di fine servizio. Anticipo di 3 mesi del pagamento. Ma perché? Perché come tu ben sai, i tempi erano veramente tanto lunghi rispetto ai dipendenti privati, quindi dato che si è espressa anche la Corte Costituzionale ed effettivamente
vi era una disparità di trattamento perché venivano trattati in misura diversa i dipendenti privati dai pubblici. Per i pubblici si parla addirittura di anni di attesa. Noi abbiamo una causa che fa un po' ridere. Detto ciò, il governo mi sembra giusto che sia 3 mesi anticipati, però per anticipare di 3 mesi. Io però metterei anche una regola a maggior più stringente, perché lo Stato lo tempererà ancora con più celerità, perché lo Stato quindi non così. Vuoi dare l'esempio, come dico, brava, è il contrario, scusa, vabbè, qua siamo ragazzi. Come sapete poi nel caso dei dipendenti privati pubblici è l'INPS, cioè viene affidato poi all'INPS, diciamo, la somma a titolo di TFS, quindi poi anche in questo caso l'INPS che dovrebbe, però entrano in gioco, come sappiamo anche noi, più organi, perché c'è il comune o l'ente statale che dovrà dare i contenti, perché se hai lavorato poi non si sa che i contenti deve essere la regione, il comune a la solita burocrazia italiana, poi però bisogna vedere se sono stati fatti, eccetera. Noi abbiamo avuto a che fare, sappiamo tuttora in corso una causa, tuttora in corso una causa per cercare. Quindi secondo me è giusto perlomeno intervenire, speriamo che nella pratica sia così, per aumentare diminuire il tempo di erogazione. Altre cose, volevi dire fiscalmente, c'è la rottamazione? Ecco, oggi stiamo scrivendo, allora, mea culpa, non ho ancora fatto l'ultima verifica, ma fino a qualche giorno fa, perché bisogna andare nella pratica, non bisogna vendere fumo, sul sito dell'Agenzia della Riscossione io non avevo ancora visto i moduli caricati e la procedura, perché ricordiamo che verrà tutto gestita, anche in questo caso, e mi sento di dire, evitate il metodo fai da te, come si dice, affidatevi a un professionista se volete fare la rottamazione, diciamo però diciamo che è tutta telematica ormai la procedura, quindi si andrà, diciamo, praticamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, schiacciando Agenzia della Riscossione. Oramai dovete sapere che prima l'Agenzia della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate erano 2 enti separati, adesso sono confluiti tutti nell'Agenzia delle Entrate, che a sua volta si divide in 2, sempre sullo stesso sito, Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione. Quindi entrate sul medesimo sito, schiacciate Agenzia della Riscossione, entrate col vostro SPID o con la vostra carta di servizi Smart Card, potete fare entrate nella posizione personale. Diciamo che assistite. Se siete, certo, però potete già intanto dare un'occhiata sulla vostra posizione. Voi andate nella rottamazione Quinque, se c'è già, verificatelo, io non l'ho fatto in questi giorni, ma magari c'è già. Rottamazione Quinque e già ti darà lì l'Agenzia della Riscossione le opzioni diciamo, riferite alle cartelle che possono entrare. Quelle che possono essere. Quindi già quello Ricordiamo una cosa, Massimo, che però se non pagate la prima rata, cioè se non adesso hanno cambiato tutto, le hanno portate a 2 o 3, mi sembra, quelle che poi non pagate. Diciamo che una volta che fate la rottamazione è meglio poi. Però Celeste, oggi, proprio che sono reduce da questa, diciamo così, procedura di negoziazione della composizione della crisi, scusate, io sto cercando di lanciare il concetto, magari qualche ascoltatore ci ascolterà, l'abbiamo già detto, che valutate bene se poi riuscite a fare la rottamazione, perché qua abbiamo sempre detto, se avete un importo di 100-200 non avete redditi, ma non fatela neanche, cioè fate la negoziazione, oppure l'esdebitazione, Celeste, che è un'altra procedura che elimina totalmente, con una procedura rigorosa che io ho fatto in tribunale, si racconta la propria storia di vita, se i debiti sono personali e non sono relativi all'azienda. Se sono relativi all'azienda devi fare il piano del consumatore, non c'è verso. Il piano della società. Quindi va fatta con la composizione diciamo, degli esperti negoziatori in Camera di Commercio. Se invece il debito è personale, cioè voglio dire, il debito arriva da bollette non pagate a titolo personale, quindi non derivante da un'attività imprenditoriale, si può valutare l'esdebitazione, attraverso il quale il giudice, spiegata la tua storia, magari è capitato che spesso 2 o 3 volte mi sono capitate delle situazioni di divorzi in cui il marito ha dovuto dare alla moglie difficoltà, tanti soldi, vicissitudini imprenditoriali, ma i debiti non erano riferiti all'impresa. Si può fare l'esdebitazione. Lasciami dire però anche in questo caso diciamo ai nostri ascoltatori che sarebbe un po', come dire, poco furbo lanciarsi da soli e capire qual è la procedura perché lo dico io che sono appunto profana in questo argomento, ma sono pur sempre un avvocato. A mio avviso è difficile decidere da soli quale sia la procedura migliore da seguire. Difficile anche. A mio avviso anche in questo caso è bene andare da un esperto, un professionista che dica qual è, diciamo, la soluzione. Va rappresentato un quadro, Celeste, come diciamo sempre noi, quando si fa questa procedura deve essere quasi scritto, dipinta la tua storia, situazione. Cioè, devi raccontare. In base a quello può essere utile, come dicevi tu, fare una negoziazione, però chiaramente prima bisogna
analizzare molto bene, ovviamente c'è un costo, ma pensate che se aveste abitazione, però vi do questa notizia, si può chiedere anche lo stralcio totale dei debiti, se si dimostra che ovviamente non hai entrate, perché è chiaro che se no, premessa, magari qualcuno non capisce male. Cioè, l'esabitazione va fatta se i tuoi redditi che percepisci, come spesso accade, sono insufficienti per far fronte ai debiti, ovvero il classico dipendente statale che ha 1.000 euro di stipendio e ha debiti per 200.000. Lo capisce anche un bambino che quei 1.000 euro non potrà mai pagare. Ecco, con questa procedura viene stralciato, non diluito come fa l'Agenzia delle Entrate. Totalmente limitato, bravissimo. Perché stralciato vuol dire che tu cade il piano rateale e non arrivi più a, come è successo in questi anni, non hai più capienza. Paghi una rata, paghi due, poi salti. E poi praticamente come fai con 1.000 euro? Quindi ancora più tranchant. Svolta la vita. E soprattutto un'altra cosa, la procedura ti consente di entrare in bonus, cioè non sei poi segnalato al CRIF. Ecco, questo è positivo. Perché la problematica spesso è che poi chi lavora ma certo, ma anche con dei problemi poi con la banca. Ma anche se non lavori, Cele, che magari vuoi continuare a fare un finanziamento o aprire un conto corrente, le carte di credito, vieni segnalato. Sei proprio più credibile. Non sei più credibile. Con quello c'è questa sentenza, quindi tu non rientri nella centrale rischi. Questo è importantissimo. Questo è importantissimo da dire, e per esempio poi non tutti possono conoscere appunto quelle che sono le specifiche. No, è difficile, è difficile. Anche perché sono, procedure molto tecniche, quindi devi proprio conoscere, averle già effettuate, essere dentro la procedura. Quindi, come dico sempre in ogni cosa, fatemi fare prima una sorta di progettazione e pianificazione della vostra situazione in cui si valuta, ma questo vale, come diciamo sempre, anche nella previdenza, no? Sempre. Con la contribuzione a mano. Sempre. Sappiate che ci possono essere svariati, magari, modi di andare in pensione. Poi magari ce n'è anche solo uno, ma magari ce ne sono vari. Come diciamo sempre, ognuno ha il falso mistero. E poi anche un po' la prevenzione di fatto, perché poi alla fine è anche prevenire che il problema si presenti successivamente, come diciamo sempre. È la stessa cosa del medico, dal medico ci vai, se fai una bella cosa, prima ancora che hai la rottura del ginocchio. Io quando feci l'intervento non ho aspettato che mi sia un pesso il tendine d'Achille, l'ho fatto prima. Quindi ho fatto bene. Dovevano fare questa cosa i nostri ascoltatori, essere previdenti, farsi assistere. Abbiamo la pubblicità, che vedo che è nata. Quindi pubblicità, un minutino e torniamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Eccoci Natalia, grazie della linea, sta arrivando anche Celeste che ha approfittato per una piccola commissione e qui è arrivata forse una domanda, appena potete pausa, tanto
non vanno mai, ok, io che lavoro in uno studio, mi dice, no, forse Natalia, bravi avvocati, vi seguiamo con attenzione, poi si vedrà nei casi concreti, aspettiamo, speriamo di no, complimenti e non abbattetevi, Maurizio ci dice. Questo lo dico, ok, Natalia invece ha detto una cosa a lei, adesso abbiamo ricostruito tutto, le nostre i messaggi che ci sono arrivati. Ci è arrivato un messaggio da questa persona, Maurizio, bravi avvocati, vi seguiamo con attenzione, poi si vedrà nei casi che speriamo di no, complimenti, non abbattetevi. Maurizio, noi non ci abbattiamo mai. Allora, se vuoi anche una... Allora, Maurizio, io devo sapere una cosa, che io, piuttosto di mollare, muoio. Io dico sempre questa cosa. Io non mollo mai. Sì, è vero. Cioè, bisogna lo sport insegna tanto, ma anche le delusioni, cioè la vita, ragazzi, parliamoci chiaro, i momenti di felicità e di serenità della vita sono pochissimi, evitiamo l'ipocrisia. Quelle facciate di questi ciarlatani che fanno vedere le foto, che sembrano tutti felici, tutti in armonia, nei posti più belli del mondo, hanno insita un'infelicità, perché chi tra virgolette ostenta e fa vedere che deve per forza essere felice è il primo a non esserlo. Celeste Collovati sta mangiando, sta ruminando. Vabbè, bello della diretta. Sì, aveva fame, non mangia, evidentemente uno si deve nutrire. Cioè. E d'altronde mi lasci fare 150 cose. Vabbè, ma ragazzi, ma uno deve mangiare un attimo nella vita. Quindi, no, volevo dire, torniamo a noi, il discorso è non abbattiamoci, non abbattetevi se succede una vicissitudine, una disgrazia. Ecco, la disgrazia di Carano è quella proprio che è proprio dura, ma ce la si può fare anche lì, perché voglio dare un messaggio. Adesso su TikTok io sono un grande diciamo così, utente, mi piace, mi sono ovviamente arrivati anche tanti messaggi di chi ha avuto un danno, perché poi l'algoritmo ti propone chi ha avuto un'ustione, e allora giustamente uno di questi sta dicendo la medicina sta progredendo anche con ustioni di secondo e terzo grado, c'è la possibilità con gli inserti. Guarda, ieri ho sentito l'intervento di questo medico bravissimo, ma veramente dell'ospedale di Napoli, specializzato in dermatologia ed estetica, che ha fatto un video su Cram, gli ho fatto i complimenti, ha spiegato come potrebbero fare i ragazzi per sistemarsi. Pensate, questo io non lo sapevo, la medicina cosa è arrivata a fare. Quando una persona decede e c'è autorizzazione, si staccano dei pezzi di carne e si conservano. Dopodiché, se succedono cose di questo tipo, possono essere fatti degli innesti intercutanei per far sì che la pelle possa rigenerare. Quindi capisci che siamo arrivati a dei livelli. Però questo è positivissimo, perché la speranza non è più come 30 anni fa in cui se succedeva adesso è spero con tutto il cuore che i ragazzi possano avere questi tipi di interventi. Saranno tanti interventi che possono essere fatti, sicuro. Però mai perdere la speranza. Quindi se qualche ascoltatore ci segue che vedrà questo video, che rivolgiamo ai genitori, a tutti, non mollate, non desistete, perché probabilmente arriverà una via di uscita inaspettata. Ma guarda, perché la vedi con tutto il cuore. Lo auguriamo con tutto il cuore per tutte queste famiglie, tutto il cuore, per tutte queste famiglie. Ragazzi, amici. Però questo è il messaggio che vogliamo dire, che sia nelle battaglie giudiziarie che nelle battaglie della vita, cioè non bisogna mai mollare. Tutto quello che sembra perduto inizialmente può essere che con un colpo di vento diventa. Quindi noi ci crediamo anche al fatto che prima o poi ci chiamerete, molliamo anche su questo 029294 722. Bravissima Celeste. 029294. Noi insistiamo. Noi ci illudiamo che ci chiamerete. Però già il messaggio è arrivato, il messaggio tanto anche di complimenti. Noi ringraziamo sempre perché Maurizio, ci questi attestati di stima. Allora, quindi per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, stavamo appunto facendo una carrellata di quelle che sono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 per 26. Quello che abbiamo constatato è che c'è sicuramente uno sforzo da parte del governo di premiare chi lavora fino all'ultimo, quindi ridurre le possibilità di andare in pensione anticipata, dare più, come dire, premi anche alle lavoratrici madri, a chi insomma... Sì, c'è qualcosa che si muove da questo punto di vista. Esatto, perché l'idea appunto è quella di far sì che, cioè insomma, di fondare sul lavoro, diciamo, la vita, e quindi finché si può, a meno che uno non sia inabile, invalido, poter fare appunto la propria attività lavorativa, svolgere. Poi c'è quello che emerge dalle nostre, diciamo, esperienze, che è sempre bene pianificare in tutti i rami, in tutti i settori, sia che dobbiate cominciare una nuova attività, sia che dobbiate andare in pensione. Preparatevi prima, diciamo, nelle cose. Quindi noi diciamo sempre la prevenzione, diciamo l'analisi preventiva, che
noi facciamo, ecco, tra le altre cose. Poi è chiaro che non sempre è possibile, però laddove diciamo la vostra attività presuppone anche tutta una serie di organizzazioni, non so, chi vuole aprire una partita IVA, non è che la può, sì è vero, la puoi anche aprire in un minuto e va bene, però c'è bisogno di una preparazione, assolutamente, di un'organizzazione, una pianificazione precedente tramite ma Celeste, anche un sui piani, professionista che ti consiglia insomma, come ragazzi, aprirla. sono cose delicate. Poi ribadisco, poi io non voglio sempre Anche dal tornare che sono regime fiscale. brava, ma poi dopo, questo che io dico sempre, quante volte ci è capitato di dover prendere in mano una situazione già compromessa? Contale, sono più le volte, perché con poi, tutto rispetto. ma sai, c'è la mentalità che dall'avvocato si va come dal dentista, quando mi duole il dente o quando, diciamo, ho il problema che ormai è lì, come dire, in extremis. Noi in questi tempi, specialmente anche in questa sede, abbiamo cercato sempre di farvi capire che invece, secondo me, parlo poi per me, ma penso che sia abbastanza generale ormai come cosa, come pensiero, cioè la figura dell'avvocato è anche un po' cambiata, lasciami dire, negli anni, no Massimo? Tu lo sai bene. Si è evoluto. Ma non è più, si è evoluta in senso positivo, ma non è neanche più solo l'avvocato che ti porta in causa e che ti difende, diciamo, dal punto di vista giudiziale. Sicuramente rimane quel ruolo, Sì, ma è anche vecchio. l'avvocato intermediario Imprenditore, a volte, tra virgolette, che vi aiuta l'avvocato imprenditore che ti dà una mano appunto nella pianificazione della tua attività, della tua contribuzione, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, sfruttate, utilizzate per non avere conseguenze poi il professionista, purché esperto, cioè vi do un consiglio, meglio se ha già svolto questo tipo di pratiche, appunto per evitare poi conseguenze negative che vi possono capitare. Quindi questo vale nel ramo giuslavoristico per un datore di lavoro, per esempio, che appunto si fa pianificare anche tutti i contratti, eccetera, che deve fare ai lavoratori, nel punto fiscale, dal punto di vista previdenziale, cioè la figura dell'avvocato non è più solo quella di assistermi nella fase giudiziaria. E poi aggiungo, Celeste, magari non si arriva neanche a brava, questo mi hai tolto una parola di bocca, mentre prima era quasi il lavoro, allora, fatto 100 del fatturato, quando dovevi compilare la tua statistica per l'assicurazione. Da quanto deriva l'attività giudiziale? 90%. Adesso la lancetta è cambiata. Quanto del nostro fatturato? Io vorrei spostarla ancora più in negativo, tra virgolette, vorrei spostarla sempre più la consulenza rispetto... Ma sì, ma Celeste, ma scusami, parliamoci molto chiaramente, una causa è una perdita di tempo, un onorario che per l'amor di Dio, ma con quello che noi produciamo in termini di sacrifici, da 10.000 euro, ma è una causa, ma dovrebbe... Perdita di tempo, lungaggini. Sicuramente c'è un'attesa maggiore. Ci sono comunque anche delle rigidità, l'alea del giudizio, ma anche delle rigidità, perché comunque anche nei ricorsi dobbiamo attenerci a certe, ovviamente, regole di procedura che non è che non sono liberamente interpretabili. C'è un codice di procedura civile che vale anche per le pratiche lavoro, previdenza, che, voglio dire, va rispettato. Quindi sicuramente la libertà di espressione di forma è più, passatemi il termine, è più vasta e più libera se si risolvono le questioni, le vertenze in via stragiudiziale. E lì viene fuori la figura di un avvocato che appunto è anche intermediario, nonché mediatore, chi più ne ha più ne metta, e più chiaramente è propositivo, bravo, ha una bella parlantina, chiaramente conosce la legge, più rispetto al singolo cittadino, contribuente, pensionato, vi può portare acqua al vostro mulino, quindi vi può, oltre che a difendere i vostri diritti, portare dei benefici, vi può far risarcire meglio il danno, farvi ottenere appunto la questione in maniera in tempi brevi, con un ottimo risarcimento. Quindi secondo me, cioè, deve essere sdoganata questa, come dire, idea dell'avvocato che molti ancora hanno ed è abbastanza vetusta, retrograda, sì. Retrograda, cioè l'avvocato, vado dall'avvocato quando ormai la situazione è in extremis. Proprio oggi ci ha chiamato una signora, e lo dico perché non ne faccio mistero, ovviamente non faccio nomi, che doveva impugnare una delibera, e lì le delibere assembleari sono da impugnare, sono 30 giorni. Ancora risposto perché c'è scritto. Sono 30 giorni, le delibere sono da impugnare entro 30 giorni. Adesso, per carità, ci sono state anche le vacanze di mezzo, però dico io, cioè, se la scadenza è domani o comunque lunedì,
anche muoversi all'ultimo non mi sembra una grande mossa, poi possono essere mille le ragioni, però ecco, tempestività, la parola d'ordine è tempestività. Quando vi arrivano le lettere dell'INPS a titolo di debiti, di richieste di soldi, quando vi arrivano le lettere dell'Agenzia delle Entrate, certo, quando avete anche solo un minimo dubbio, eccetera. sì, investite questa somma per consulenza che potrebbe poi rivelarsi per voi decisiva. Secondo me può rivelarsi, Esatto. cioè senza neanche avere troppi condizionali. Assolutamente. Anche perché c'è pur sempre poi un discorso di prescrizione, di decadenza che, ripeto, il diritto ha delle regole che comunque, vuoi o non vuoi, vanno rispettate. Ci sono capitate anche situazioni, e mi mangio le mani perché mi è spiaciuto a me personalmente per i clienti, dove non si poteva far più nulla perché magari erano scaduti i termini. Sì. Piuttosto che, insomma, era ormai troppo, come dire, passato troppo tempo anche rispetto alla pretesa iniziale. Quindi ricordatevi, cioè non abbiate timore, io questo dico, è un po' il concetto che ho cercato di far passare in questi anni con l'Avvocato Risposta. Assolutamente sì, cioè ragazzi bisogna riuscire a... Cosa stai guardando? No, intanto stavo guarda, intanto che ti sta... Scusami, io ne approfitto e rispondo su una... Vai, tranquilla Celeste, vado io. Dicevo, siamo un pochettino anche noi presi con una serie di attività. Stavo dicendo, non preoccupatevi se inizialmente potrebbe sembrarvi una consulenza, tra virgolette, di soldi che comunque potreste magari reputare superficiali. È fondamentale. Quindi il fatto di, tra virgolette, investire questa somma per voi potrebbe poi essere decisiva per risolvere tutti i problemi. Ok, quindi non abbiate timore nell'investire le somme che vale per il vostro futuro. Quello che possiamo anche dire è che c'è una serie di attività che noi facciamo riguardanti i danni da malasanità. Voglio parlarvi di questo oggi perché ci sono dei dati inquietanti sui danni da malasanità. Pensate che ogni anno ci sono migliaia e migliaia di cause di risarcimento danni fatte da cittadini italiani per purtroppo potenzialmente errori medici che sono stati compiuti da parte di operatori sanitari. Anche in questo caso, diciamo così, la procedura da utilizzare è molto stretta e va attuata attraverso un professionista incaricato, cioè ovvero bisogna trasmettere una diffida nei tempi abbastanza celeri alla struttura sanitaria, all'equipe medica che può essere abbia compiuto questa omissione o questo errore di natura medica. Professionista specializzato perché? Perché una diffida mal trasmessa, una documentazione non richiesta tempestivamente, il famoso fascicolo sanitario, documentazione sanitaria, il referti, la vostra cartella clinica, scusate, non mi veniva il termine, potrebbero essere decisivi se non prodotti e se non avete già fatto anche una vostra perizia di parte, perché è importante accompagnare anche, diciamo così, la diffida che fate anche con che cosa? Con una perizia che nel frattempo voi potete fare, ok? Quindi non si sgarra su questo, ne va di migliaia di euro di risarcimento. Recentemente è venuta da me una signora con un'altra casistica però simile, ovvero ha subito un incidente, è stata investita. Inizialmente la compagnia le aveva offerto qualche migliaia di euro, abbiamo preso in mano noi la pratica, l'abbiamo assistita e conseguentemente poi sta riaprendo la procedura e quindi automaticamente probabilmente verrà rimborsata con un importo molto più elevato rispetto alla prima offerta. Questo di fatto è merito nostro, evidente, no? Perché l'intervento dell'avvocato è stato risolutivo in questo caso. È stato risolutivo perché se non ci fossimo stati noi, lei si sarebbe accontentata del versamento che le aveva fatto la compagnia assicurativa. Ok, quindi questo è un po' quello che vi porto come esempio. Quindi il fatto di agire tempestivamente, il fatto di agire tra virgolette in modo celere è una cosa fondamentale perché ne va della vostra appunto della vostra pratica e dei vostri soldini. Allora
Ricapitolo ancora il numero di telefono 029294 7222, chiamateci ancora, lo ribadisco, c'è 10 minuti, una telefonata la potete fare tranquillamente, 029294 7222. Potete chiamarci e potete chiamarmi, l'avvocato Colvati è un attimo uscito in questo momento, per farmi domande e io risponderò in modo molto sono contento di rispondervi, non mi escono le parole. Anche su Cran mi interesserebbe capire cosa ne pensate. Se qualcuno di voi ha assistito alla vicenda, mi interesserebbe capire cosa ne pensa di questo evento così triste, che a me ha colpito tanto. Non voglio ripetermi, ma chi mi conosce lo sa. Ho cominciato l'anno veramente male, perché sono stato toccato nel profondo da quello che è successo. Quindi davvero non riesco a darmi pace del fatto che primis non ci sono stati ancora provvedimenti. Sto parlando dei provvedimenti cautelari nei confronti dei gestori, perché credo che il quadro indiziario, anche se chiaramente siamo in fase ancora di ipotesi, sia comunque alto, e soprattutto il rischio di inquinamento della prova, il rischio di darsi alla fuga da parte dei due, e i precedenti penali di uno dei due coniugi che è stato incriminato ed è stato arrestato per anni, avvalorano la mia tesi, ovvero il fatto che debba essere assolutamente introdotta una misura cautelare, a mio modo di vedere, su questi due individui. Questo perché deve essere fatto? In primis perché deve essere garantita la prosecuzione delle indagini in modo serio, anche perché è stato coinvolto il comune. Il comune di Caran Montanà è stato coinvolto come? Non ha svolto controlli. Per 5 anni non sono stati svolti controlli in quell'attività che non era un locale, era un bar, ed è stato adibito a discoteca in modo improprio da parte dei gestori. Ci sono delle autorizzazioni che non sono state evidentemente concesse, abusivismo, dei lavori che sono stati fatti senza essere dichiarati. C'è un'innumerevole quantità di reati e di atti amministrativi violati che sono incredibili. E io non mi so dare pace perché? Non mi so dare pace perché nessuno è stato oggetto di alcun tipo di provvedimento. Neppure mi risulta, questo magari sbaglio, di sequestri da parte dei cellulari, da parte dei telefoni, che potevano essere decisivi anche questi, no? Quindi, cioè, voglio dire, io capisco tutto, capisco il garantismo, però bisogna sicuramente, tra virgolette, anche stare dalla parte delle persone che hanno subito questo danno pazzesco, perché comunque alla fine, scusate che intanto mi arrivano messaggi, un danno incredibile. Quindi quello che mi viene da dire è proprio questa indagini che non stanno andando come io avrei voluto. Avrei voluto una repentinità, una celerità anche nel rispetto delle povere vittime, e soprattutto delle persone, dei poveri ragazzi, i nostri ragazzi che hanno avuto questi infortuni gravissimi, queste bruciature, queste scottature, queste ustioni che sono terribili da portare come sia come dolore che come anche segno permanente per tutta la vita. Quindi questo è un po' quello che mi interessava capire, se qualcuno aveva assistito alla vicenda e se qualcuno voleva dire qualcosa. Detto ciò, insomma, abbiamo ancora 10 minuti. Io vorrei parlarvi, oltre ai danni da malasanità che abbiamo appena trattato, anche dei danni da infortuni sul lavoro, perché ovviamente sono correlati a questa vicenda. Immaginiamo che all'interno di questo incidente che si è scatenato ci fosse stato, oltre, come è stato, secondo me, perché qualche cameriere e qualche dipendente probabilmente è morto, questo non è dato ancora sapere, o non l'ho appurato, è morto a seguito della tragedia, o magari è stato leso, anche lui con scottature, potrà rivalersi nei confronti della società che gestiva il locale, quindi dei due coniugi che probabilmente la gestivano per il tramite di una società. Vedete quanti elementi ci sono. E se la gestivano per il tramite della società, se non sono stati fatti sequestri preventivi sui conti correnti, potrebbero aver disperso le fonti finanziarie, potrebbero avere tolto il profitto, e quindi praticamente reso praticamente inconsistente, o comunque limitata, la possibile azione risarcitoria da parte delle persone lese. Ecco, questo è per dirvi cosa sta succedendo in questo caso e cosa succede in tutti i casi in cui c'è un infortunio sul lavoro. Se c'è un infortunio sul lavoro, bisogna avere sempre la polizza assicurativa della società, la polizza assicurativa individuale se si agisce come amministratore, 2 polizze, sia come società che come amministratore. E poi bisogna formare i dipendenti.
perché se non si formano i dipendenti, poi ci sono problemi seri, problemi derivanti appunto da queste azioni che possono essere fatte sia dai dipendenti stessi, se hanno subito un infortunio, sia da parte di terzi, come nel caso di Caram Montanà. I terzi chi sono? Sono gli utenti, qualora siamo un locale recettizio e si ricevono dei clienti, quindi un locale, un bar, ristorante, albergo, discoteca, cioè bisogna muoversi con grandissima cautela. Sembrano cose, tanto non succederà mai, quello che ho detto prima, ma invece prima o poi succede. Se superi quel limite, se rischi tot, prima o poi arriva, è matematico, è la statistica che guida i nostri accadimenti. I nostri accadimenti sono guidati, quindi se tu ti comporti in modo scorretto, andrà bene una volta, andrà bene due, andrà bene tre, ma poi ci cadi dentro. Quello è quello che sono sicuro succederà. Quindi questo per dirvi che insomma, bisogna usare la massima cautela. La massima cautela, non si scherza con la vita delle persone. Se qualcuno di voi ha un'attività recettizia, un'attività di bar e quant'altro, dovete assolutamente agire con la massima cautela, investendo somme nella salvaguardia del proprio luogo di lavoro, dove fate lavorare i dipendenti, nella formazione, nei consulenti, negli avvocati, RSPP, legge 231, manuale 231, tutta questa serie di cose che noi come studio facciamo e che io ho fatto tante volte. Ho difeso sia rappresentanti legali attaccati per reati diciamo così contestati a loro, ovvero reato omissivo, reato 231, sia assistendo lavoratori che ci sono infortunati sul luogo di lavoro, quindi che chiedono un risarcimento danni da parte del lavoratore. Quindi questo è quello che mi viene da dire in questo momento. Sicuramente la prossima settimana torneremo in sede in Radio Libertà e faremo, se tutto va bene, la puntata live. Oggi siamo stati un po' così provvisori perché avevamo degli altri appuntamenti e questo è un po' tutto. Ricapitolando e poi chiudiamo con la trasmissione, abbiamo avuto una prima parte dove abbiamo parlato di crani, in realtà abbiamo parlato anche adesso, abbiamo parlato delle responsabilità gravi che sembrano ricadere sui proprietari, non con il condizionale, siamo ancora in fase, anche se mi duole essere così garantista nei confronti di questi due soggetti, però allo stato attuale sono ancora indagini e bisogna che siano tali. Abbiamo parlato di possibili impatti di natura penale, di natura civilistica, di natura giuslavoristica nei confronti di rappresentanti legali che agiscono in una società, delle persone fisiche e soprattutto dei possibili danni che possono essere risarciti. Poi, dopo la pubblicità, abbiamo parlato nel contempo anche delle riforme dell'INPS, quindi riforme importanti che hanno alzato l'età pensionabile di 1 mese, dal 2028 di 3 mesi, con conseguente anche limitazione del pensionamento, tolto le opzioni donna che sono state eliminate, tolta la possibilità di fare il cumulo con i contributi previdenziali per i lavoratori che partono nel 1996 la propria carriera lavorativa, l'aumento della deduzione fiscale da 5.000 a 5.003 dell'importo che può essere fiscalmente deducibile nella propria dichiarazione dei redditi. Queste sono un po' le novità. E poi c'è la rottamazione quater. La rottamazione quater che è partita allo stato attuale, io personalmente non ne ho fatta ancora una, ma di fatto è legge, quindi c'è la possibilità per tutti di poter rientrare con un'altra finestra nella rateazione che può essere fatta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso la procedura si fa con proprio speed, ma è altamente consigliato farsi assistere per evitare errori che possono nuocere nella procedura stessa e per includere tutti i possibili debiti fiscali che possono essere considerati e rientranti nella rottamazione. E poi abbiamo parlato anche della procedura negoziale, della crisi d'impresa, della crisi del consumatore, dell'esdebitazione, che io sto spingendo tanto perché è una soluzione risolutiva. La rottamazione è una soluzione non risolutiva, temporanea, perché vi fa un piano rateale. La stralcia il debito, quindi avrete la situazione cancellata, potreste avere. Quindi cambia molto la prospettiva e sono procedure, anche in questo caso, molto efficaci rispetto, a mio modo di vedere, alla rottamazione che porta molte lacune. Quindi questo è quello che invito tutti voi a riflettere, sulla possibilità di chiedere anche questi strumenti che sono stati introdotti, che sono una novità e che sono molto efficaci e lo sto provando personalmente come professionista, dove sto assistendo aziende e persone fisiche. Questo è un po' tutto. Vi ringrazio per la puntata. L'avvocato Colovati è andata via, aveva un appuntamento, sono rimasto io. Saluto Natalia dalla regia, saluto il direttore, saluto tutti quelli di Radio Libertà,
i nostri ascoltatori e tutti quelli che ci ascoltano e vi rimandiamo alla prossima puntata di giovedì prossimo, dove non so bene se ci sarò ancora io, ma sicuramente la trasmissione ci sarà. Spero di esserci io e di essere in studio. Buona serata e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.